ieri, 21 marzo, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia e presso la Questura di Venezia, gli operatori di polizia, carabinieri, poliziotti e anche quelli di finanza hanno a disposizione un nuovo strumento che servirà come difesa dell'operatore, ma soprattutto come tutela maggiore di pubblica sicurezza. Si tratta del cosiddetto taser, cioè un'arma ad impulsi elettrici che attraverso due elettrodi genera appunto un impulso elettrico che va a lanciare due dardi che colpiscono il bersaglio, che nel nostro caso sarà un soggetto in escandescenza o comunque un soggetto che difficilmente si riesce a immobilizzare. È fondamentale dire che l'impulso elettrico non è letale, difatti il taser è classificato come dispositivo non letale e si tratta di uno strumento che viene utilizzato da personale che ha dovuto affrontare e soprattutto superare un iter addestrativo particolarmente scrupoloso. Si tratta di un iter addestrativo che ha previsto non solo tecniche di impiego operativo di questo strumento, ma soprattutto norme di sicurezza e aspetti sanitari, oltre chiaramente ai presupposti giuridici per l'impiego. È importante dire che il 118, cioè i sanitari, vengono coinvolti nell'utilizzo di questo strumento poiché è previsto un preallertamento della sala operativa del 118 e il successivo intervento dei sanitari sul posto, sul luogo dove verrà utilizzato questo strumento.